Buonasera e bentornati a Vanishing Question, il seminario internazionale di ricerca sulla storia di Venezia dal Medioevo all'età contemporanea. Siamo anche oggi ormai siamo all'11° appuntamento, ma vi ricordo ancora che per contribuire con una domanda, con una riflessione da porre all'ospite di oggi, potete utilizzare le chat messe a disposizione sia da Facebook che da YouTube, oppure se preferite, e ci farebbe molto più piacere, potete intervenire in cam per condividere le vostre riflessioni o porre alcune domande direttamente in live qui con noi, mandando un messaggio all'indirizzo in sovraimpressione che scorrerà durante tutta la durata del seminario. E allora non mi resta che introdurre l'ospite di oggi, che è Nikos Kapodistrias dell'Università di Atene, postdoc presso l'Università di Atene, che ci parlerà e ci affrescherà in qualche modo quella che è una realtà che questo seminario ha già toccato negli eventi precedenti, ed è quello delle isole Ionie. Però siamo questa volta nel XVIII secolo, siamo sempre in una Venezia ormai agli ultimi sgoccioli, ma forse vedremo come in realtà nelle Ionie la situazione era ben diversa da quella che si apprestava ormai a accadere nella capitale. Per cui a me non resta che porre un po' la prima domanda a Nikos, chiedendo un po' qual era il contesto geopolitico delle isole Ionie nel XVIII secolo, insomma che ruolo aveva Venezia in questo periodo. Grazie Daniele, prima di tutto vorrei dire che sono molto, molto onorato stare qua con voi, anche se a distanza. Prima di tutto vorrei ringraziare la Deputazione di Storia e Patria per le Venezie per questa iniziativa molto, molto importante. Anche te per tutto l'aiuto, per l'invito.
Spero che tutti quelli che ci guardano troveranno la nostra chiacchierata utile. Sono cose più o meno che ho studiato durante nel triennio 2013 fino al 2016, quando ho avuto una borsa di studio dalla Accademia di Atene per l'Istituto Ellenico di Venezia, per preparare la mia tesi di dottorato al Dipartimento di Storia e Archeologia della Università Nazionale di Atene. Allora, parliamo di cose della mia, più o meno della mia ricerca in questi 3 anni che ho speso a Venezia. Allora, lo stato geopolitico delle isole. Più o meno la bibliografia, cioè studi classici come quelli del Negro o di Scarabello, hanno parlato dell'importanza del trattato di Passarovic, che era in vigore per tutto il secolo. Questa perdita di Venezia, scusami, questa perdita del Peloponneso piano piano ha messo Venezia in una orientazione direi più o meno isolata dagli affari esteri europei e in una orientazione più o meno neutrale. Allora la priorità dei veneziani era mantenere gli ultimi territori nel Mediterraneo, in Dalmazia, e direi che l'importanza delle isole Ionie ormai durante questo secolo, il Settecento, direi che piano piano diventa rivalutata, perché le isole sono gli ultimi territori prima di Dalmazia, e tutti possiamo capire che servono per la protezione dell'Adriatico. Allora direi che questo secolo, il Settecento, le isole diventano più importanti per Venezia. Sì, dopo possiamo parlare in più su questa cosa. Beh, certo. Sopra anche l'arrivo dei russi, che è un centro della mia ricerca. Certo, Cioè, hai citato prima il trattato di Passarovic. L'impero ottomano, che ruolo aveva ormai nel XVIII secolo? È ancora una minaccia in quell'area per Venezia e per le isole Ionie? non direi che è una minaccia. Nella seconda metà direi che un probabile rapporto di Venezia con la Russia, che c'era come fama, faceva Venezia una minaccia per gli ottomani. Cioè c'era questa teoria che magari all'arrivo della flotta russa nel Mediterraneo, magari un probabile rapporto di Russia e Venezia magari diventa una minaccia per gli ottomani. No, direi che siccome questo trattato di Passarovic era sempre in vigore, l'ansia di Venezia non era un attacco dagli ottomani. Quello che voleva Venezia era non avere problemi, cioè mantenere questo status. Sì, direi, non so se vuoi qualche, magari se ci sarà qualche domanda, magari Ok.
Io direi che erano gli ottomani che almeno all'arrivo della flotta russa erano quelli che si sentivano Venezia come l'approccio di Venezia con i russi come una minaccia. Poi è stata esattamente questa guerra come si dice, la prima guerra russo-ottomana sotto Caterina, la zarina Caterina, che ha portato Venezia in una perplessità, direi, no? Venezia non sapeva il modo giusto per gestire questa situazione. E parlo sempre e ne parleremo anche dopo, per questo momento molto importante cioè dell'arrivo dei russi in Mediterraneo, perché lì è il momento che Venezia non sa come gestire e controllare i loro sudditi che iniziano come dire, volgere lo sguardo verso i russi. Immagino che ne Sì, parleremo in più, se vuoi. ecco, sì, infatti a proposito di Venezia, nella relazione che aveva con i sudditi delle isole Ionie, ecco, che tipo di organizzazione aveva dato alle isole Ionie, insomma, per governarle? Sì. Ecco, prima di tutto si deve avere nella mente che in tanti modi le isole non sono omogenee, cioè ci sono differenziazioni in tante cose. Prima di tutto, nell'inizio e la duranza della dominazione veneziana, no? Poi ci sono differenziazioni geofisiche tra le isole. Poi non c'è una omogeneità di istituzioni, cioè il modo che le istituzioni come i consigli comunali, che erano il tipo di organizzazione di Venezia, questa è la tua domanda, funzionavano. Per esempio c'è il caso di Cefalone, che c'erano tantissimi problemi fino alla fine del Settecento. Allora, il tipo di organizzazione erano come questo modello metropolitano, più o meno, questa organizzazione è basata sui consigli comunali, e poi si deve dire, per quelli che non lo sanno già e per quelli che ci guardano, che la società c'era divisione in tre ordini. Nel Settecento ormai questo è più chiaro, e spiego dopo perché. Nel Settecento ormai questo è molto chiaro, questa divisione in tre ordini. E ci sono anche la maggior parte della popolazione sono i contadini. Perché ho detto che ormai nel Settecento è molto chiaro? Perché questa imposizione dei consigli comunali nelle isole Ionie prima di tutto ho detto che le isole non c'era un'omogeneità. Allora, l'inizio della dominazione, il modo che i consigli funzionavano. Prima di tutto, all'inizio, i consigli erano aperti. Questa chiusura che ormai vediamo nel Settecento era un processo molto molto lungo, e perciò ho detto all'inizio che i consigli più o meno sono chiusi alla fine
600. Allora, vediamo tre ordini. Prima vorrei dire che non ci sono nelle isole e non è mai istituzionalizzata una nobiltà ionia. Allora, anche sui documenti, quando vediamo dei nobili, questa è una roba di come noi vogliono, sai come dire, vogliono parlare di se stessi. Ed è anche una cosa che è rimasta dai secoli scorsi. Però è importante avere nella mente che questa nobiltà ionia non è mai stata istituzionalizzata. Allora, parliamo di cittadini, quelli che sono i nobili ioni, sono cittadini che adempiscono i cosiddetti 3 gradi della cittadinanza, cioè matrimonio legittimo dei genitori, casa e permanenza in città per 3 generazioni, esclusione di quelli che praticavano lavori manuali. Allora, più o meno quando i consigli si chiudono, quelli che sono i cittadini sono quelli che adempiscono i gradi della cittadinanza. Poi ci sono quelli che non ce l'hanno fatto di entrare nei consigli, però sempre adempiscono questi gradi, e questi sono i cosiddetti civili. Poi c'è il popolo, è ovvio che ci sono anche popolazioni rurali, cioè i contadini. Poi in ogni isola ci sono differenziazioni, per esempio Cefalonia è molto molto più diversa, il consiglio non funziona bene, non c'è una città molto, come dire, sviluppata. Per queste cose sono scritte molte cose nella storiografia greca. La mia professoressa Anastasia Papadialalla ha scritto uno studio molto molto importante, anche pubblicato in italiano per chi è interessato. Non questo studio, parlo di articoli su queste cose. Ed ha fatto vedere come funzionavano tutti questi consigli comunali in tutto il mondo greco-veneziano. E lì sono analizzate anche queste cose sulle isole. E quindi abbiamo parlato di consigli di cittadini, andando più nello specifico dal punto di vista delle famiglie, queste famiglie che detenevano il potere nelle isole. Ecco, su quali basi si fondava il loro potere? Basi che potevano essere politiche, come hai appena detto, magari il controllo dei consigli, ma anche economico, potere economico e sociale, erano relazionate. Ecco, sono quelli che praticamente controllano tutti i fondi di potere e di ricchezza delle isole. Quello che volevo dire riguardando la domanda scorsa era una cosa che non ho detto, che questi processi di chiusura dei consigli è stato un processo con tantissimi conflitti sanguinari, con vendette molto molto lunghe e dure. La vendetta non si smette nel 700, però si fa in termini diversi, cioè tra le famiglie nobiliari. Parlo di nobiltà, però abbiamo già detto che non c'era una nobiltà, parliamo di quelli cittadini, questa è l'orologia. In termini diversi, cioè erano vendette sanguinarie tra famiglie che volevano controllare le cose dentro i consigli. Allora, la domanda era sulla... Che tipo di famiglie, esattamente? Che tipo di famiglie erano, ecco, il loro potere famiglie. Su cosa era basato? Sì, e prima di tutto vorrei dire che
in italiano un articolo molto molto informativo che mi viene nella mente è quello che è abbastanza noto, quello di Follin, che ha pubblicato sull'amministrazione delle isole Ionie nel Settecento, che dice molte cose interessanti su queste cose. Allora, più o meno parliamo di famiglie di fattori delle isole. Prima di tutto abbiamo già spiegato quelli erano questi cittadini che avevano il potere, quelli che partecipavano nei consigli. Abbiamo parlato delle cose prerequisite che dovevano adempiere. Allora, più o meno parliamo di fattori locali molto molto forti che possono controllare tutti i fonti di ricchezza, di potere delle isole, perciò ci sono conflitti tra di loro. Allora, come anche Follin ha molto molto bene analizzato, sono persone che possono controllare prima di tutto, hanno l'usufrutto degli uffici redditizi dei consigli comunali, prima di tutto. Tutti quelli che si occupano di Venezia possono capire come fattori così potevano controllare i voti nei consigli tra gli altri cittadini che non erano così forti. Allora, prima di tutto usufrutto degli uffici redditizi del consigli comunali, poi erano sempre a disposizione di controllare il commercio e il contrabbando della produzione e dei prodotti di agricoltura delle isole. Più o meno si parla di olio, di uva passa, Azanthia cefalonia più o meno, in particolare uva passa, e vino. E poi gestivano i fondachi, anche il contrabbando di grani, i grani che arrivavano nelle isole, perché le isole avevano una, come dire, non c'erano tanti cereali e grani, e gli isolani erano costretti a cercare grani fuori dalle isole. Allora, stavo parlando del controllo della produzione dei prodotti e del commercio e del contrabbando, controllo della coltivazione delle terre, il cui crea reti clientelari nelle popolazioni rurali. Cos'altro? Anche il monopolio di credito, che gli permetteva di dare prestiti. Più o meno nei documenti troviamo questi prestiti come usura e come prosticchio. C'è questo articolo classico di Michelon, per chi è interessato sui prosticchi. Parliamo della vendita della produzione dell'agricoltura in prezzi molto molto bassi, tempo prima della produzione. Allora un contadino che non aveva soldi andava al cittadino, diceva: ti do i miei prodotti, e il cittadino dava magari l'1/10 del prezzo. Allora possiamo già fare possiamo immaginare che erano fattori molto molto
che erano in posizione di controllare più o meno tutto nelle isole. C'erano anche i dazi, i dazi che controllavano e più o meno controllavano tutto, però era molto caratteristico quello spirito di fazione che troviamo molto nei documenti del Settecento, che non era solo in Settecento, spieghiamo magari poi perché, che si parla di questo spirito di fazione. Allora, questi cittadini, o nobili, se vogliamo dire così, erano persone che controllavano la società su una base di diretti clientelari su tutti gli ordini della società, sia nei cittadini che non erano così forti che li volevano controllare per i voti del Consiglio, sia nell'ordine dei civili che erano quelli che volevano provare di entrare nei consigli, se ci fosse la possibilità. Allora, prima di tutto, dovevano trovare un cittadino forte per sostituirli, e poi, ovvio, nei contadini. Allora parliamo di retti clientelari che comprendono tutta la società, tutti gli ordini sociali. Ecco, questa elite che abbiamo, insomma, questa elite ionica che abbiamo appena descritto, abbiamo appena visto come sostanzialmente riuscisse a controllare molti aspetti delle società isolane. In che tipo di relazioni erano con Venezia e di ufficiali veneziani mandati a governare quelle isole? Era un rapporto di collaborazione o di antagonismo o di entrambi? Sì. Più o meno avendo nella mente questa funzione dello Stato regionale, tutte queste teorie dello Stato regionale oppure territoriale, non so qual è la parola più giusta. Direi che queste dinamiche, cioè la presenza di elite così, era una cosa normale per la funzione è integrata nella funzione dello Stato veneziano. Cioè, tutti sanno che Venezia aveva bisogno di elite così, di mediatori, come dice anche Follin, oppure Vigiano sul suo libro del Settecento nelle Isole Ionie, mediatori tra la dominante e le società ioniche. Collaborazione e antagonismo. Allora, in generale, allora parliamo di elite che in teoria c'era una collaborazione, anche Venezia era il modello, cioè era un modello molto forte dove svolgevano lo sguardo per capire il mondo, no? Anche sulla loro architettura, sullo stile di vita, erano quelli che mandavano i loro figli a studiare all'Università di Padova. Allora parliamo in teoria di una elite proprio filo-veneziana, non so se è molto giusto, però c'è questa collaborazione. L'importante però è che questa collaborazione c'è perché queste famiglie si godono direi una autonomia, no? Non si sa tanto, cioè dall'inizio della dominazione veneziana,
statuti, che non sappiamo tante cose sugli statuti, per esempio, delle isole. Allora, non sappiamo perfettamente i termini, però è ovvio che queste elite godono autonomia. Però direi che nel Settecento, perché parliamo del Settecento, non vale la pena analizzare tutta la storia dell'elite e fuori di quello del nostro incontro oggi. Direi che dalla metà del Settecento c'è l'inizio di un antagonismo tra queste elite ionie e Venezia, e questo si capisce dai documenti. Ovvio che non sono salvati tutti i documenti, allora questa più o meno una ipotesi. Per esempio, non sono salvati tutti i processi che ci darebbero ci farebbero capire meglio quello che succede nel Settecento. Però sono convinto che nella metà del Settecento c'è uno cambio nella relazione di Venezia e di queste elite ioniche. E questo non è perché è cambiato qualcosa sull'attività di queste elite. Queste elite erano più o meno uguali anche nei secoli scorsi, quelle che ti ho detto che controllavano tutto, usavano reti clientelari, dei bravi, non sono cose nuove queste, anche parlando della terraferma, no? Però nel Settecento ci sono cambi sia a Venezia, cioè cambi di sopra, e anche nelle società ioniche, allora anche cambi di sotto. Cioè sia le società ioniche e anche anche Venezia vede che bisogna cambiare qualcosa. E cos'è questo cambio? Limitare la potenza esorbitante, come dicono a volte i documenti, di queste elite ioniche. Venezia si vede che non accetta più queste vaste autonomie di queste elite. Allora cosa fa? Gli inquisitori di Stato sono sempre più presenti, nel mare Ionio, arrestano cittadini importanti delle isole. È molto noto il fatto non solo dell'arresto, ma anche che Venezia ha arrampicato due fortissime e molto importanti cittadini di Cefalonia, Marino Metaxà e Marino Annio, li ha arrampicati alle colonne di San Marco. Poi ci sono tanti nobili cittadini che sono arrestati e sono messi in esilio. Ci sono gli esempi di Giovanni Macri, di Zandiotto, anche di Gaetta, di Trivoli, da Corfù. Ci sono in un decennio, in più di 10 anni, direi magari in 20 anni ci sono magari 10 nobili ioni che
sono stati arrestati e messi in esilio. Allora vediamo che qualcosa cambia nella relazione, almeno dalla metà. Abbiamo già detto che non ci sono tutti i documenti del secolo, non sappiamo cosa succedeva prima, però è quasi sicuro che lì c'è un cambio, perché anche alla fine del secolo, prima della caduta, troviamo documenti che parlano della metà del secolo come un periodo importante per questa relazione. Nella mentalità veneziana, in questa mentalità conservatrice, no? Conservativa, è giusto? Conservatrice. Conservatrice, giusto. Allora, nella logica di Venezia, quello che voleva era limitare la loro potenza. Perciò li arrestava, li metteva in esilio, poi in 3-5 anni loro ritornavano. Poi il sistema delle isole faceva nascere, partoriva nuovi protagonisti, così c'è questo, sempre troviamo nei documenti che parlano di capifazione, di questo spirito di partito. Allora non era una cosa, è una cosa che Venezia molto bene sapeva, però in questo periodo lo voleva un po' limitare. Poi ho parlato dei cambi di sotto. C'erano sempre questi civili, questo ordine, secondo ordine, diciamo, che nel Settecento diventa molto più forte e sempre chiede di più. Certo non fa una rivoluzione contro Venezia, però sempre che da Venezia, che siamo anche noi qua, vogliamo partecipare. Poi ci sono questi, allora questo momento che non è fatta ricerca, è molto importante, perché parliamo di fattori anche, non erano solo i cittadini che erano fattori importanti della società, erano anche questi civili che erano erano persone che avevano dei soldi, no? Erano a volte anche persone, avvocati, tipo attività navali. Allora è importante che si vede che Venezia vuole ascoltare queste parti della popolazione, però sempre quello di Venezia non fa una novità. Non è che cambia, non è che dice ai civili allora voi partecipate, quello che volete, però quello che fa è provare almeno di limitare il potere di questi fattori locali. Ecco, abbiamo visto già col seminario di Maria Fusaro quanto questa regione fosse diventata particolarmente attraente per potenze atlantiche come l'Inghilterra, quindi con Maria Fusaro siamo tra il 500 e il 600. Ecco, che tipo invece nel XVIII secolo, provando quindi a spostarci cronologicamente, che tipo di economia in qualche modo sosteneva le popolazioni e soprattutto le famiglie, come abbiamo detto prima, delle isole Ionie? Dunque c'è poco da dire qua, nel senso che Maria Fusaro ha molto bene analizzato queste cose, è molto più esperta di me. Poi nel Settecento non è che cambia tanto, parliamo sempre di un'economia di agricoltura. Questa è l'attività predominante nelle isole. C'è sempre questa insufficienza in grani, di cui ho parlato prima.
E questo faceva le isole dipendenti dai territori ottomani per i grani. Allora parliamo di economie agricolturali, poi erano questi fattori aristocratici che controllavano più o meno tutto sul commercio, attività sul commercio e sul contrabbando. Cos'altro sull'economia possiamo dire? La maggior parte, questo è importante, la maggior parte delle popolazioni rurali in teoria sono liberi, anche se non sono solo liberi, ci sono anche quelli che sono attaccati a feudi, ci sono quelli che non sono liberi, la maggior parte però sono liberi. L'importante qua è che anche se in teoria sono liberi, praticamente fanno i coloni per i cittadini, sono più o meno dipendenti dai cittadini. Perciò c'è sempre questa paura di Venezia che si vede molto molto bene nei documenti del Settecento e negli scritti dei provveditori ionici, che hanno sempre paura della possibilità di una emigrazione delle popolazioni rurali del Peloponneso. Allora questa dipendenza dai cittadini locali a volte diventava un incubo per la maggior parte delle popolazioni, per i contadini. Poi a Cefalonia si faceva anche, vale da dire, costruzione navale, c'era la possibilità. Cefalonia è un'isola con tanti boschi. Cos'altro? Penso che abbiamo in modo generale. Ma la parte sulle relazioni con Venezia, hai parlato prima, hai messo anche in rilievo le tensioni anche a livello istituzionale, quindi nel ridimensionamento dei consigli o delle appartenenze ai consigli. Tensioni più violente di Venezia con le isole Ionie, ce ne sono state? C'è movimenti controveneziani, no? Parli di... Esatto. Direi che no, di quello che conosco io non c'è mai stata una tipo rivoluzione. Anche parliamo di anni ancora l'idea della rivoluzione come una rivoluzione come quella francese non c'è ancora. È ovvio che ci sono, questo è ovvio per i secoli scorsi, negli secoli scorsi ci sono rivolte rurali. C'è anche questo famoso questa ribellione dei popolari a Zante nel 1628. Sempre questi che non partecipavano erano sempre quelli che non partecipavano nei consigli, avevano un antagonismo con i cittadini. Poi allora c'erano rivolte o tensioni. Poi però nel lungo Settecento allora non mi viene qualcosa così. C'è sempre questa tensione di cui ho parlato della seconda ordine di civili con i cittadini, per cui purtroppo non si sa tanto. Però poi ci sono sempre questi casi di conflitti familiari che mettono l'ordine pubblico
in questione. In tutto il Settecento ci sono forti conflitti familiari tra i cittadini ioni, pure nobili. Poi sì, abbiamo parlato di queste proteste dei civili che non sappiamo ancora quanto forti erano. Non è scritto quasi niente. Poi a volte questi conflitti tra le famiglie locali crea sempre un'atmosfera di tensione, in particolare a Cefalonia, per esempio, che a volte sembra come come dire, come una tensione che dal momento che mette l'ordine sociale in questione, diventa un problema per Venezia. A volte quando questi capifazione, questi cittadini per quali abbiamo già parlato, non vogliono lasciare i loro privilegi. Per esempio, un esempio è già noto, è la trasferta della capitale di Cefalonia dal castello di San Giorgio alla capitale, alla città di Argostoli. Questa, per esempio, è stata una cosa che le famiglie potenti locali non la volevano, e questo ha creato altissima tensione, e poi ci ha portato a quello che ho parlato prima, all'arresto dei nobili che poi sono stati arrampicati. Però non direi che c'era tipo una tensione come rivoluzione contro Venezia. Erano sempre tensioni sia per dai cittadini che volevano proteggere i loro privilegi, oppure questa tensione che veniva dai civili e anche dalle popolazioni rurali, che sempre avevano le difficoltà della sopravvivenza, che sempre davano ansia a Venezia. Ecco, in qualche modo l'hai accennato e citato un po' in precedenza. A un certo punto, negli ultimi decenni del XVIII secolo, cominciarono a intervenire in quest'area anche altre potenze europee, Ecco. in ascesa ovviamente. Quali e in che modo riuscirono a infiltrarsi, ecco, in quest'area che era tipicamente, insomma, di pertinenza veneziana ottomana? E di nuovo parlerò di Maria Fusaro, che con i suoi studi ha analizzato la presenza degli inglesi sulle guerre commerciali dei secoli scorsi. Parlando del Settecento, allora, ovvio che le isole sono sempre stato un passaggio, una regione di frontiere, no? Per usare questa orologia di tenenti. Allora, sono sempre territori dove ci sono sempre consoli stranieri, ci sono spie, questo succede sempre, agenti delle potenze europee. Poi, parlando in particolare del Settecento, ci sono due momenti molto molto rilevanti. Il primo, quello che ho detto, di cui ho parlato prima, cioè dell'arrivo della flotta russa nel Mediterraneo, che per Venturi, e anche io sono d'accordo, è stato il momento critico, un momento molto importante, magari il primo momento dove
le popolazioni ioniche hanno cambiato il loro sguardo da Venezia e hanno iniziato a volgere lo sguardo verso Russia, e magari possiamo spiegare perché ci sono... ho lavorato su questa cosa. Allora, primo momento importante è l'arrivo della flotta russa, con la cooperazione, con il coppecchio, come dire, con il della religione, cioè della rito ortodosso. Era molto molto facile creare un movimento filo-russo, e la partecipazione di tanti sudditi greco-veneziani alla rivoluzione, che hanno incitato i fratelli Orlov nel 1770 nel Peloponneso, questa ribellione dei popoli cristiani, greco-cristiani, come dire, contro gli ottomani, dove più di 3.000 sudditi isolani hanno partecipato. Allora, arrivo dei russi, e il secondo, ovvio, è la rivoluzione francese, che l'illuminismo, prima devo dire che l'illuminismo era una cosa che c'era nelle isole Ionie. Sappiamo già che i sudditi veneziani, greco-veneziani, questi che avevano studiato, non tutti, questi dell'elite, avevano contatto con l'illuminismo, però la rivoluzione francese e la presenza dei consoli francesi ha offerto una seconda alternativa, più radicale, un'alternativa parlando del mondo post-veneziano, no? Allora, queste idee di giacobinismo, della libertà, d'uguaglianza, che erano già note, dopo la rivoluzione francese sono sempre più disseminate nel mondo ionio. Venezia resta passiva su queste. Se qualcuno legge i dispacci di Widmann, dell'ultimo provveditore generale delle Isole Ionie, capisce bene tutto quello che stava succedendo nelle isole, questa presenza di spie, di agenti stranieri, e questa posizione passiva anche di Venezia. Era molto difficile controllare tutte queste idee che sono state disseminate nella popolazione. Ecco, secondo te, quanto e come influivano le dinamiche che accadevano e stavano accadendo in laguna su questi equilibri politici nelle isole Ionie? Perché anche a Venezia, nella capitale, stava tentando, o senza sempre portare a successo, determinate riforme, e quindi un po' il riflesso sulle isole Ionie di questo periodo, come lo descriveresti? Dirò quello che io ho capito dalla bibliografia e dalle mie ricerche, cioè è una cosa su cui magari qualcuno potrebbe dire di più. Io parlo su questo che ho capito sulle isole. Direi che c'è sempre questo conflitto nel contesto politico veneziano, c'è questo conflitto tra i grandi e i giovani, no? E poi questa voglia di Tron e tutti quelli grandi
di fare riforme, ma sempre in un modo conservativo, conservatrice. Direi che nelle isole questo si capisce dalla presenza degli inquisitori di Stato, questa voglia di limitare la potenza dei cittadini locali, di questi capi fazione. Dal momento che le isole iniziano ad assumere ad avere questa importanza rivalutata, vediamo che almeno Venezia prova a delimitare il potere di questi fattori locali, però in un modo sempre non progressivo. Cioè, qualcuno direbbe che sarebbe possibile che Venezia... È questa cosa che vediamo anche, questo è il problema di Venezia, che ormai aveva delle istituzioni anacronistiche, no? Questo succede anche nelle isole. Vediamo che Venezia prova a delimitare questi casi di potere esorbitante di fattori locali, però non è che va a cancellare tutto, cioè e portare qualcosa di nuovo. Fa qualche arresto, li mette in esilio, però il sistema sempre si rinasce. Quello che volevo dire è che, perché ho parlato prima, ha da fare della spiegazione, secondo me è questo fatto che ci sono alcune famiglie che lasciano Venezia e iniziano a collaborare con i russi, diventa in particolare per questa cosa, perché vedono che Venezia vuole limitare i loro privilegi. Quando questo succede, loro volgono lo sguardo verso la Russia, che è una potenza grande, che li porta a nuove possibilità, nuove prospettive politiche, possibilità di carriera. Parliamo di una potenza ortodossa, no? C'è questa connessione religiosa con gli Oni. Sì, in generale. Beh, allora una domanda che è anche bello riprendere un po', diciamo, il mood con cui abbiamo cominciato questo seminario. Abbiamo cominciato questo seminario con Valentina Dalcin, che ci ha parlato un po' della realtà veneziana oltre il 1797, per cui può essere interessante anche chiudere con una prospettiva oltre il 1797. Come affrontarono le isole Ionie la caduta della Repubblica di Venezia? Sì. Parli anche di oggi? Sì, conservarono magari anche dopo il 1790. Perché ti potrei, siccome non mi sento uno specialista di questi anni post veneziani, è ovvio che queste elite, prima di tutto, c'erano quelli che hanno seguito i russi, quelli che hanno seguito i francesi, però sempre cambia a volte, perché c'erano 2 anni dopo la caduta di Venezia nelle isole Ionie, c'erano questi c'è una dominazione molto corte di 2 anni della presenza dei francesi. Poi c'è un anno della presenza russo-ottomana, poi ci sono 7 anni dello Stato ionico,
e poi fino al fine al 1864, sì, c'è questa dominazione inglese. Allora ci sono tante cose da dire. Ovvio che queste elite provano sempre di proteggere i loro privilegi. Però ti volevo dire una cosa più empirica, no? Sai, fino ad oggi perché nella storiografia greca c'è sempre questo, non è confronto, però c'è sempre, almeno quella era la storiografia nazionale che parlava di crazie, no? Turcocrazia, venetocrazia. In generale, per i greci, quelli che erano sempre cattivi erano gli ottomani, i turchi, no? I cattivi, no? Allora, su questo confronto è rimasta una memoria molto positiva di Venezia. E questo perché, parlando dell'architettura, delle idee, Venezia ha lasciato una cosa di positivo perché quelli che avevano la memoria erano sempre i cittadini, i nobili, quelli che costruivano i grandi palazzi secondo il modello metropolitano, studiavano a Venezia. Allora, quello che è rimasto è la memoria aristocratica. Nessuno, per esempio, non parla, niente non è rimasto di quello della sopravvivenza delle popolazioni rurali. Allora è rimasto qualcosa, una memoria abbastanza positiva di Venezia, ed è una cosa che io descrivo come, c'è questa cosa che io descrivo come venezianismo ionico, tipo come nazionalismo, io parlo del venezianismo. Ci sono ancora quelli studiosi che sono attaccati in questo passato veneziano e vogliono il ritorno della dominazione veneziana. Sono pochi, però questa cosa ci fa capire abbastanza, mostra qualcosa almeno. Questo è molto una roba empirica che ti dico io, non ha da fare con... Certo. Bene, allora noi abbiamo concluso la prima parte del seminario e siamo in attesa poi di domande o anche solo di semplici riflessioni da condividere con Nikos Capodistria e il tema di Venezia e le isole Ionie. A tal proposito, ricordiamo che Venezia e le isole Ionie sono anche accomunate da un personaggio che in Italia è molto studiato nella letteratura, come Ugo Foscolo, che quindi aveva una certa idea di Venezia e si era anche battuto, immagino, si era recato direttamente in capitale per... Ecco, ricostruita anche la sua casa. Ecco, è stata ricostruita la sua casa. Dove esattamente? Parecchi. È nel centro della città di Zante. Nel 1953 tutta la città di Zante e anche di Argostoli a Cefalonia è stata distrutta a causa di un terremoto molto grave. Poi a Zante c'era anche c'era fuoco. Allora dal periodo dei terremoti adesso ce l'hanno fatto di ricostruire la casa di Ugo Foscolo. Allora, abbiamo una domanda da parte di Umberto Signori. Sono più domande in realtà, quindi andiamo un po' in ordine. Allora, grazie mille Nikos. Potresti approfondire il timore dei provveditori o rettori verso l'emigrazione dei contadini nel Peloponneso? Erano timori reali o erano frutto di pressioni dei cittadini locali?
Sì. Grazie Umberto della domanda. No, direi che erano timori reali e questo, perché parlo di timori reali? Perché proprio durante la immigrazione del popolo Zandotto e Cefaloniotto, non popolo, per un'orologia esatta, allora più o meno erano contadini, però da tutti gli ordini. Parliamo di magari di più di 3-4 mila persone. Allora sono stati tanti quelli che hanno partecipato nella ribellione del Peloponneso. C'è un documento che dice che il provveditore di Zante, quando vedeva la partenza di Zandiotti per Peloponneso, aveva le lacrime, non poteva proprio fare niente, gli pregava di non andare. Poi c'è una seconda domanda da parte di Umberto Signori. Quali furono le politiche veneziane nel ridurre questa migrazione? Vi furono quindi politiche di contenimento? Sì, praticamente non è fatto niente nel ridurre questa migrazione perché era fuori, un caro saluto anche da me a Umberto, non è fatto niente in pratica per ridurre questa emigrazione. Venezia ha fatto cose dopo, secondo me solo per calmare gli ottomani. Cioè ha annunciato che i protagonisti saranno banditi. Ha mandato delle navi nel Mar Ionio per controllare la possibilità di una seconda emigrazione, però in pratica non ha fatto niente nel ridurre l'immigrazione. Praticamente hanno fatto quello che volevano, non c'era neanche presenza forte. Questo è un problema che troviamo sempre in tutti i secoli a Venezia. Non c'erano soldati, non c'era niente, specialmente a Zante e a Cefalonia, perché quelli che hanno partecipato nell'emigrazione provenivano da Zante e Cefalonia. A Corfù è molto molto diverso, ci sono famiglie filorusse, però possiamo capire che Corfù, con la presenza del provveditore generale e dei soldati, non era facile. Il controllo sarebbe più facile, e lo era. Allora, attendiamo altri interventi che possono provenire sia via chat, sia vi ricordo la possibilità di intervenire direttamente in cam chiedendo un accesso e il link di accesso all'indirizzo in sovraimpressione. Ecco. Allora, abbiamo una domanda da YouTube, da Valentina Dalcin, che abbiamo giusto nominato in questa giornata. Mi chiedevo per quello che hai visto nelle fonti, se potessi approfondire il ruolo degli agenti stranieri in età rivoluzionaria o eventuali legami in loco. Infatti prima hai citato proprio la rivoluzione francese, anche un po' il riflesso. No, capisco che Valentina è molto interessata su questa cosa. Io direi che non ho fatto una ricerca molto approfondita per questi anni, però è chiaro che ho parlato prima che l'illuminismo era noto alle isole. Queste idee di libertà e di uguaglianza erano note. Allora qualcuno potrebbe dire e come percepivano queste idee. Questa è un'altra chiacchierata.
però erano note. Poi quando si fa la rivoluzione c'è questo cambio. Nell'ultimo decennio ci sono sempre dei documenti e si parla sempre di giacobinismo, sappiamo bene che, per esempio, questo famoso console di Francia, console commerciale Guy, era un fattore fondamentale per la disseminazione delle idee del giacobinismo, queste idee radicali nelle isole. C'è anche, di quello che ricordo, c'è anche un caso della preparazione di una come diciamo, ribellione dei cittadini più poveri che sono considerati giacobini, però alla fine non è fatta, cioè una ribellione contro i cittadini contro i cittadini importanti. Allora, su questo ruolo degli agenti stranieri sono sempre i consoli francesi. Non so se è utile quello che dico a Valentina, però sono sempre i consoli. C'è i dispacci di Widman sono pubblicati, se Valentina è interessata magari sulla sua ricerca potrebbe vabbè, non si può andare in archivio A recuperare. magari c'è anche online. Widman parla tanto di queste cose. Un'altra domanda o riflessione da parte di Salvatore Ciriacono, che chiederei, perfetto, grazie. Non pensa che la simpatia per la causa russa sia dipesa più per una vicinanza religiosa che per un sistema politico più avanzato, ad esempio per quanto riguarda gli ideali francesi? Sì, grazie al signor Ciriacono. Questa vicinanza religiosa è molto facile, è un coperchio, no? Coperchio. Allora uno che vuole coordinarsi con i russi, con questo coperchio è molto più facile. Poi, siccome sappiamo già che l'illuminismo e le idee di illuminismo erano note, benché non ci sono ricerche su questa cosa, non mi fa cosa volevo dire, non è una sorpresa, non sarebbe essere per esempio parlo con esempi, c'è questo esempio di Demetrio contro Demetrio Mocenigo che si coordina con i russi anche dopo il fine dopo la fine della ribellione del Peloponneso. Lui è un uomo che si vede che è molto attaccato alla idea. C'erano gli altri cittadini, per esempio, come Metaxa, che dopo la fine della rivoluzione e la partenza dei russi sono ritornati alle loro isole. Alcuni sono stati incorporati di nuovo, altri no, però Mocenigo sembra che Mocenigo è l'inizio di parlare di ideologia, no, però Mocenigo è un esempio che mostra che ci sono tante cose da dire su questo tema. C'è un esempio come Mocenigo che sembra che per lui è molto chiaro che vuole coordinarsi con i russi.
allora sarebbe anche essere non è solo allora per la simpatia, questo potrebbe essere un coperchio per tanti, ma non per tutti. Per esempio, Mocenigo è un caso che bisogna, bisogna fare ricerca su Mocenigo. Certo. Vediamo se ci sono altre riflessioni, altre domande da condividere. No. Peraltro questo ruolo della Russia nel Mediterraneo. Sulla Russia non c'è un caso. Mm. Ci sono tanti casi, ci sono i cittadini, ci sono le popolazioni rurali, allora ci sono questi più studiati, ci sono questi che si vede che volevano solo proteggere i loro privilegi, che si vedono che ormai sono minacciati. Però ci sono questi casi come Mocenigo, che sembra che non voleva solo proteggere i suoi privilegi, sembra, come dire, il suo livello di, per chi vuole leggere su Mocenigo, c'è il classico di Venturi che sul Settecento riformatore, che parla di Demetrio Mocenigo. Qualcuno capirà che è un caso molto molto interessante. C'è anche poi il suo figlio che lavorerà per i russi. Sì, peraltro questo è un po' un interesse della Russia per il Mediterraneo, che forse è il secolo in cui effettivamente entra di manforza e probabilmente non lo abbandonerà più, perché sarà poi un interesse che sarà coltivato anche fino al XX secolo e probabilmente anche oggi, Sì. con il controllo delle realtà balcaniche. Quindi forse è proprio nel XVIII secolo che si affaccia con maggiore vigore la Russia da queste parti. Sì. Prima altrimenti no, giusto? Per il XVII non c'era stato mai No. un intervento così forte. No, il momento importante è questo, l'arrivo della flotta russa, che fa, come molto bene analizzato Venturi. Venturi parla dell'inizio del processo del nazionalismo greco. Di là cambia all'inizio del processo, non inizia il nazionalismo, inizia il processo del nazionalismo, perché sono a posizione alcuni delle popolazioni anche di immaginare un mondo post-veneziano. Dopo ci sono i francesi, diventa più complicato. Certo. Allora, abbiamo un intervento in livecam da parte di Marco Romio. Prego, ciao Marco. Mi sentite? Ciao Marco, certo. Andiamo molto bene. Perfetto, tanto ringrazio Nikos per la bella esposizione. Avevo qualche, diciamo, riflessione e una domanda. Le riflessioni in realtà riguardavano più, secondo me, parallelismi con l'area. Io conosco l'area ionica, ma mi sono occupato per la mia tesi di dottorato di un'area per alcuni versi molto simile, cioè quella delle bocche di Cattaro, e ho notato dei parallelismi, per esempio quello dell'immigrazione, che sembra un problema in realtà di tutto lo stato da mar veneziano. Penso all'emigrazione dalla Dalmazia verso i territori austriaci, ma anche l'immigrazione, diciamo, di specialisti, che penso ci sia anche nelle isole Ionie, verso la Russia. La flotta russa viene sostanzialmente, alcuni fra i più importanti ammiragli della flotta russa provengono da Perasto. Io pensavo, mentre stavi parlando, a Marino Carburi, un architetto importante, che è quello che ha fatto il basamento per la statua di Pietro il Grande, appunto commissionata da Caterina, ed era professore a Padova, se non sbaglio. Sì. Quindi sono tematiche che sicuramente hanno delle differenze a livello locale, dovute alle differenze varie ed eventuali fra
fra società e parti dello Stato da Marche, però secondo me presentano sicuramente dei tratti comuni che sarebbe interessante da, come dire, analizzare in una chiave se non addirittura adriatica, quantomeno diciamo a livello proprio di Stato da Mar generale, quindi di governance veneziana. E la seconda cosa, e questo ho notato grosse similitudini anche per quanto riguarda il problema diciamo, degli scontri che apparentemente si riaccendono fra cittadini e nobili, che però in realtà che anche nel 5-600, insomma, non l'hai detto, ma penso che fosse sotteso, la famosa rivolta dei popolari a Zante, no? Quella del 1629. Ho parlato, sì, nel 1628. È una cosa che nel 700 in Dalmazia... Una cosa questa che nel 700 diventa sempre più dura, perché sono questo secondo ordine che diventa molto più forte. Ma diciamo che c'è certamente. La cosa interessante è che è una cosa comunissima anche in Dalmazia e in Istria. Ecco. E non vorrei sbagliare dicendo anche in alcuni centri minori della terraferma. Vabbè, a parte diciamo la cosa della Russia, che secondo me sarebbe molto interessante, perché per esempio per il Montenegro l'intervento russo consiste nel fatto che i veneziani non hanno più il controllo clientelare del Montenegro, che loro non è, perché ovviamente c'è un'altra autorità, un'altra potenza che si inserisce. Però una cosa che mi interessava molto, appunto essendomi interessato anche diciamo di kinship e problemi di padrinato e di legami spirituali, era quella relativa ai cosiddetti patti di famiglia, che forse erano un po' troppo specifici per inserirli in un discorso, però secondo me sono delle caratteristiche più interessanti della città ionica. Se potevi parlarne un minuto. Sì, sono d'accordo. So bene che questi sono... tu sai bene che, come hai detto, ci sono riflessioni anche in Adriatico. Il difficile è poter studiare tutti i documenti, perché sai bene che ogni processo, per esempio, potrebbe dare qualcosa di diverso. Magari il modello è uguale, però è difficile studiare tutto. No, non so cosa dovrei dire. Direi che c'è questo, non so se tu, so che hai molto bene studiato i documenti, sei d'accordo con questo, con questo che ho detto, che vabbè, non abbiamo tutti i documenti, non sono tutti i documenti salvati e disponibili, però sono convinto che c'era uno cambio nella metà nel 700, almeno nelle isole ioniche, perché sono fatti quelli della metà del 700, per cui si parlano anche prima della caduta. Per esempio, per questo fatto di Metaxa e Anino, parlano sempre come in un momento critico, anche nel 1900. Allora, importante, ovvio che non sono salvati i documenti, però per me sarebbe molto utile parlare in un modo più sicuro su questo cambio che diventa nella seconda metà, nel 700. Non so se tu hai un'opinione su questa cosa. Beh, per quanto riguarda, diciamo che... Anche parlando dell'Adriatico, no? Sono cose che... Beh, se dovessi, diciamo, da parte veneziana ovviamente, a livello istituzionale, ho notato che nel Settecento, soprattutto nei documenti dell'Inquisitore di Stato, c'è questo nuovo fenomeno dell'insurrezione, no? Se non si trova, come dire, l'assassinio di, non so, del nobile al popolare o però col nome e cognome. Però non è che c'era qualcosa di diverso sulle attività di questi No, era sempre la stessa per tutti i secoli. Non è che loro hanno cambiato qualcosa.
Scusa. Sì, però cambia la prospettiva veneziana, questo sicuramente. E cambia anche l'attitudine veneziana rispetto a dei sistemi che vengono considerati ormai retrogradi e barbari. Ma questo lo dicono per quanto riguarda Cattaro, è praticamente quello che dicono in ogni relazione Allora dal anche tu sei d'accordo su quello che ho detto, no? Sì, Su questo assolutamente. cambio di... Certo. Bene, ti ringrazio, grazie Marco. Grazie. Prendiamo altre domande se ci sono, altrimenti siamo anche in orario perfetto e consueto per la chiusura del seminario. Non mi pare che ve ne siano, quindi non mi resta in realtà che ringraziare Nikos per essere stato qui con noi e grazie per aver anche parlato in un eccellente italiano. Spero. Grazie dell'iniziativa, grazie a tutti quelli che ci hanno guardato. Spero che abbiamo parlato di cose utili e abbiamo creato nuove questioni. Certo. Bene, e con il seminario di Nikos Kapodistrias si chiude un po' questo primo ciclo peraltro sperimentale di Venice in Question. È stato un viaggio lungo e intenso, soprattutto queste ultime settimane. Si è cercato un po' di cogliere Venezia e le miriade di scenari, di attori, di realtà che le giravano attorno ovunque, con una prospettiva storiograficamente ampia, plurale e soprattutto partecipata, perché il patrimonio culturale della Serenissima appartiene a tutti gli studiosi interessati ad approfondirlo, senza discriminazione di genere, nazionalità o scuola storiografica. Questo è stato ed è Venice in Question, uno spazio dove appunto giovani studiosi hanno avuto la possibilità di presentare le loro ricerche e di interagire alla pari con studiosi ormai affermati, perché è la ricerca ad accomunarci tutti, è sempre la ricerca a delineare un po' i confini di una comunità cui tutti sentiamo di appartenere. Ed è questo ciò di cui ha bisogno la venezianistica, nuove linfe, collaborazioni, senso della comunità. È dunque un piacere per me ringraziare tutti gli ospiti che si sono avvicendati negli ultimi mesi, spendendo parte ovviamente del loro prezioso tempo. Ringrazio soprattutto la Deputazione di Storia Patria per le Venezie che nelle vesti del presidente Gianmaria Baranini e del Consiglio direttivo non hanno esitato un istante a mettere a disposizione le strutture della Deputazione per questo seminario. Non meno fondamentale è stato poi il sostegno di quelle istituzioni che hanno patrocinato e collaborato con questa iniziativa, e mi piace chiamarle una per una: la Biblioteca Nazionale Marciana, l'Archivio di Stato di Venezia, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, la Fondazione Querini Stampalia e l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, di cui il nostro ospite Nikos è stato borsista per molti anni. Un doveroso ringraziamento va poi anche a Streamhood, la società che ha sponsorizzato Venice in Question e senza il cui apporto tecnologico ben poco si sarebbe potuto fare. Infine, grazie a voi tutti che da casa poi ci avete seguito sin dal febbraio. Non è ovviamente questo un addio, ma è solo un arrivederci a quella che sarà la prossima stagione che partirà da settembre, per cui non mi resta che augurarvi come sempre una buona serata.